Adesso una considerazione particolare. Ora, molti di voi ricorderanno che durante la ritirata di Caporetto e subito dopo comparivano sulle case molto spesso delle scritte provocanti, tipo o Piave o tutti occupati, tutti eroi, meglio un giorno da leone che 100 da pecora. È della prima guerra mondiale, poi è stata ripresa, E fra le tante che venivano scritte con molto coraggio c'era un ufficiale dei bersaglieri che faceva di queste imprese e gli è andata sempre bene. Ma c'è un proverbio che ha superato quel periodo, l'espressione canta che ti passa. È contemporanea a quelle scritte ed è della prima guerra mondiale. Sì, perché i nostri soldati cantavano sia nelle retrovie che nelle trincee. Cantavano molte di quelle canzoni che ancora oggi sono rimaste nei nostri repertori, che cantano i nostri cori, che vengono suonate quando musicate dalle nostre bande. Cantare era un modo per far capire al nemico che non si aveva paura e per far capire al nemico che si poteva resistere ancora. Cantavamo noi italiani e cantavano anche gli austriaci e cantavano anche i tedeschi. Gli austriaci qualche volta hanno usato una particolare astuzia, non solo cantavano, ogni tanto si portavano il grammofono, però bisogna stare attenti perché una distrazione in quel momento poteva costare cara. C'erano dei piccoli rappelli di arditi italiani, austriaci che fossero, che si avvicinavano e attaccavano con bombe a mano, tagliavano i reticolati e si preparavano per l'assalto successivo. Queste canzoni sono rimaste anche se quelli che cantavano una sera, probabilmente l'indomani mattina, non avevano più voce, venivano cancellati, sono state tramandate. Ma se noi torniamo a quei tempi, torniamo a quelle trincee, ne sentiamo ancora l'eco. E noi forse, in qualche modo, quando riprendiamo quelle canzoni, quei canti, siamo l'eco di quelle voci e di quei canti di trincea.
essere diventati popolari, dissero anche, e nella maggior parte dei casi non sappiamo chi li ha composti. Ma io ho pensato una cosa in questi lunghi anni con questa attività. In fondo la più grande gloria di chi scrive questi canti è quella che tutti quanti li ricordino e li cantino. E se anche il loro nome non ricompare più, quale maggior soddisfazione che viva quello che tu hai creato e hai prodotto, perché è diventato e ricreato ogni giorno